Ed oggi ragazzi gireremo questo cosa vuol dire guidare a Napoli con il maltempo. Ma perché siamo in sella anche se c'è maltempo? Perché stiamo andando a prendere Covas e dobbiamo andare a fare degli acquisti, perché a brevissimo, fosso di merda, insieme a tutti gli youtuber campani creeremo un qualcosa di super divertente, ma non vi posso spoilerare altro. E dato che dovremo girare un po' per Napoli per andare a reperire vari oggetti, perché non approfittarne e girare un bel cosa vuol dire guidare a Napoli? Non imparerete mai a fare le rotonde. Prego, e io ho lo stop. Mi hai svoltato addosso, mi hai fatto fare la cacchetta nelle mutande. Oh, ma stanno facendo una festa qui. Lo sapevano che dovevo passare io, per questo mi hanno messo le luci. Prego signorina. E il signore si fa la camminata invece in mezzo soccapo. Ragazzi, se volete sapere dove abita Covas, vi lascerò la posizione nel link in descrizione, così lo potete andare ad insultare fino a sotto casa. Dove cazzo abita? Qua. Scendo. Vai, ti aspetto qua. Ah, silenzio angosciante di quando si aspetta qualcuno. Vuole sgasare la mia moto, signorina? Aspetta, ma è una parrucca quella? Sì! No, la voglio mettere sulla 09. Prenderò il tetano? Ditemi un po' chi c'ha la 09 con la parrucca, Oh, però cambia. Dopotutto anche questa è ingegneria. Mi sto addobbando la moto, che cacchio guardate. Si allarga questa. Ah, ma si allargava, vaffanculo. Ma sei molto ma molto più bella. Ma se iniziassi ad urlare Covas, conterò fino a 20 e inizierò ad urlare. Ah, eccolo, sei stato fortunato. Cazzo è quella cosa? L'ho trovata a terra, è una parrucca. Era per renderla più attraente. Cadiamo sicuramente, ma schienarci no. Io mi sono messo il paracadute. Ditino touch. Allora adesso per non fare gli illegali dobbiamo andare a controsenso, giusto? Come sta facendo il signore? Sì. Ok. No, fra. No? No, fra. Ah, non si può fare? Cioè, sì, no, cioè. Però lui l'ha fatto, non è giusta questa cosa. Ma qui solo chi ha la residenza in questa via può farlo. Vedi, se facevi guidare me lo potevamo fare. Oh, vecchio. Guida tu. La patente ce l'ho appresso, però comunque non la posso portare. Ma ti ricordo che siamo a Napoli e siamo in un cosa vuol dire guidare a Napoli. No, fra, no! Nessuna legge è valida. No, fra, no. Fra. Oh, ma sta a 20 all'ora. Fra, tu mi fai fra, non ci arrivo io da Michele. No, fra, sono serio. Questa cosa vuol dire guidare a Napoli si chiamerà faccio terrorizzare Covas in moto. No, aiuto. Mi stringe talmente forte che non riesco a guidare. Madonna. No, io non guardo. Ma chi cazzo me l'ha fatto fare? Ma perché mi sono venduto la mia moto? Sei pronto a farti un po' di via tasso? Grattiamo le crash cage. No, fra. Partiamo con una bella impennatella avanti ai carabinieri, cosa dici? Vi prego, salvatemi, vi prego, salvatemi, no. Non ti va? Ci hanno sentito anche loro. Tu lo stop lo rispetti quando ci vedi già buttarci dentro. Chi dà amore? Ma no, così no. Ho impennato pianissimo e tranquillissimo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Covas continua a fare preghiere, credo. Curva orecchia a terra! Fra. Non ti spaventare che adesso siamo a via Tasso. No, vale. No, ma tieniti bene che questa... Vale, mi lancio, te lo dico. Ma come ti lanci? Andiamo di percorrenza, ci inseriamo dentro e usciamo fuori con il corpo. Usciamo fuori con il macchina. Io sono fuori con il corpo. Questa è bella, questa è bellissima. Tutta giù. Dai, comunque, seriamente siamo a 30 all'ora. Non mi puoi fare lo spaventato a 30 all'ora. Fra, ma tu non hai capito? Io veramente non sto recitando, io veramente ho paura. Io dietro non salgo dietro a nessuno. Hai sbagliato proprio persona a salire dietro di me. Non ti ispiro sicurezza quando faccio qualcosa. No. Oh, io vado piano. Fra, io ti prego a Mergellina non impennare. No, perché io lo so che tu la sei abituato, no? Sei un cliente là. Fra, mi lancio, cioè, già mi sono schienato 2 giorni fa. Ma se ti lanci ti fai ancora più male, no? Ma capire, cioè, io mi sento indietro. Zitto, c'è la pura, speriamo che ci fermano, facciamo il titolo. Fermateci. Fermati. No, cazzo, bastardi. Vedi, è così bello andare a 30 all'ora. Curva a terra, orecchia a terra, senza la marcia. Ma quasi prendo il taxi, mi lasci qui? Vai.
Aspetta. No? Sembra... Ah no? Fra, sembra che li vogliamo rapinare. Ho voglia di insultare qualcuno. Ho paura, ho paura. Oh, vecchio, vecchio. Vecchio, vecchio, ci infiliamo ovunque, vecchio. Siamo in un cosa vuol dire guidare a Napoli. Guarda, guarda, lui mi taglia la strada perché è leggermente frustrato. Non voleva farmi infilare anche a me. E poi mi frena davanti. Bella bionda, esce con me. Ma non parlavo con te, che ti giri a fare? Oh, qui il semaforo è giallo per tutti. Succede l'incidente. Silenzio in mezzo all'incrocio. Ma la precedenza non è contemplata a Napoli. Hanno paura tutti, guarda. È bello il due tempi. Però vedi, adesso mi ha gasato. Come fai a non farti una pennatella? No, fra, no, fra. Ma no. Fra, ma mi credi che la sto alzando così da terra? Ma a me sembra di volare. Cioè, spero di non volare. La sto facendo planare, semplicemente butto le marce. Madonna, oh, madonna, sulle montagne russe, cazzo. Che puzza di pesce! È vero, hai visto? Tu cosa vuoi fare, zio? Vuoi tirare? Vedi, ma non è colpa mia se le persone si affiancano così che tipo mi sfidano, no? Come fai a non accogliere la sfida tu, ne? Guarda, guarda, quello si sta infilando, no? Vuole fare il bucchinario con me, no? Guarda, 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 vedi, l'ho battuto 10-0. L'ho battuto 10-0 e non sto correndo. Piano, 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 piano. Io mi infilo anche dentro l'ano. Cazzetto! Guarda, questa è una grotta dove di solito si impenna. Ma c'è il furgone davanti. E non posso impennare. Meno male. Grazie, grazie motorino, grazie. Mua, mua, mua. Sì, sì. Oh, guarda. Sto toccando il pullman. Oh, dai, facciamoci schiacciare tra due pullman. Sarebbe una cosa divertentissima. Sto toccando, no, volevo Ma toccare il perché pullman. tocchi i pullman? Mi abbasso la visiera, fra c'è la macchina, fra c'è la Madonna, mi sono visto dentro la macchina. Sei pronto a partire tutto su una ruota? Oh no, no. No, ti prego, non diventare mai verde semaforo. Blocchiamoci qua. Oh, mi stai facendo digerire la colazione. Hai visto? Ho sentito la puzza dello yogurt. Ti sei mangiato lo yogurt? Sì. Hai visto? Si è sentito la puzza del tuo rutto. Che schifo. No, mi stringe talmente forte che non riesco a tenerla su. Sì. Ops. Io stavo camminando al centro strada e c'avevamo la polizia dietro che mi ha bussato anche diverse Qua volte. girano all'ultimo sti chitamurti. Ma la smetti? Perché ti vuoi far fermare apposta, veramente? No, fra, ma ci hanno tagliato la strada, non per Sì, dire, questo hanno è messo la vero, freccia questo è all'ultimo. vero. Ciao. Hai visto? Poi mi ci fai fermare dai carabinieri e ti faccio contento 2 volte. Così ti faccio fare anche il titolo. A me è tutto Photoshop, io non so impennare. Sì, certo. Eh sì, perché tu basta che inverti le cose, le metti un po' così, un po' così, metti la moto più alta sull'immagine e sembra che tu stai impennando, ma io in quel momento sto solo accelerando. Ma quindi anche la sensazione che provo è Photoshop. Sì, quella sensazione che provi di cadere quando stai in impennata è Photoshop. Diglielo, stiamo in rimbetto alla Conad. Ma sai perché la COP fa schifo? Perché la coppa fa schifo? Perché la COP sei tu. Ah. Oh, ma guarda che comunque con la parrucchina così che ha preso un po' di vento, si sono alzati i capelli così, Ci manca solo la barba, oh. Se vuoi ti piglio pure la barba, cioè ci La pure la barba barba. ce l'ho a Ci casa. facciamo l'hairstyle completo. Qui se vedi la sera si mettono le puttane. Oh, allora mangiano spesso. Sì, c'è una macchina che mi blocca il passaggio, vero? Provo a infilarmi di qua. Oh, no, perché mi straccio la smart, ok? Vivi, sani e salvi. Tanto dopo dobbiamo ritornare e mi prendo la tangenziale per il ritorno. Perché la tangenziale? Siamo Perché così- voglio impennare. No, fra, no. Sei pronto a rispaventarti? Ciao Aiu. Un bacio! Secondo round delle montagne russe. Si è alzata lei questa volta! La giungla, ci infiliamo ovunque noi! È un SH la 09. La Vespa ci sta battendo? Ci battiamo noi la Vespa? Sì! Abbiamo vinto anche con la Vespa! Questo si vuole infilare e non mi vuole far passare. Guarda, guarda, mi sta guardando dallo specchietto e mi ha mandato anche a fare in culo, guarda. Cristiano a piedi. Guarda, stava buttando sotto signore. Ma voglio mi cago proprio addosso di stare dietro. Cioè, fate o fatemi, non so. Oh, vecchio! Mi sono visto proprio diventare una Renault. Perché si lanciano davanti. Voleva impennarla. Io sono
sono quello su YouTube e lui è su TikTok. Oh zio! Oh, tutto a posto! Non ti avevo riconosciuto! No, l'ho trovata per strada e ce l'ho messa ai cazzoni. No! Oh, madonna mia, che mostro di macchina! Di qua ce la facciamo? No, non ce la facciamo. Abbiamo seguito la Vespa e abbiamo sbagliato. Perché ti ha guardato così? Oh, wow, hai visto un nuovo furgone. L'R7 di Davide! Dove? Qua! Questo è un R7! Ah, ma quello è il pullman! Ah, che testa di cazzo! Essere passeggero di una MT-09 non è stressante, lo afferma Corrado, 19 anni. Ma sei passato con il rosso? Oh! Criminale! Ma chi si è mai fermato a questo rosso? Oh, è spawnato da dietro al mondo, da dietro al camion! Stufacce e merda! Ma no! Ma sai che è bello guidare a Napoli! Ci vediamo tra poco! Grazie! Grazie per le giostre! Grazie per le giostre! Vai, a dopo! Ciao ciao! La 09 ha bisogno di prendere aria. Eh sì.